Con David Ballestero ci abbiamo provato in tutti i modi, ma anche stasera solo applausi per il Forte, purtroppo. Sì, ma cerchiamo di fare ancora un po' di più, di tirare di più, che è questo che ci manca, ma anche di fare più reti, perché se guardiamo forse la percentuale sulle volte che tiriamo e i gol che facciamo è molto bassa, quindi ci abbiamo provato, forse dovremmo trovare ancora le situazioni più chiare per far gol, perché con tante situazioni non siamo riusciti a far gol con quelle che abbiamo avuto oggi, ma penso che abbiamo imparato una bella lezione sulla partita del Breganze, che abbiamo fatto una brutta figura. Dobbiamo mantenere questa intensità in tutto il secondo girone, perché penso che così se seguiamo lavorando toglieremo dei punti, dai. No, senza ombra di dubbio l'intensità è stata eccezionale, è stato un Forte dei Marmi che soprattutto nel secondo tempo ha pressato a tutta pista, perciò insomma grande lavoro. Forse paghiamo un po' caro quell'errore all'inizio del secondo tempo, perché poi per il resto io credo che non si possa imputare nulla a voi. Sì, anche quell'errore quando eravamo 4 contro 3 noi, non ci possiamo permettere abbassare la tensione su quel gol lì, perché quello è quello che fa male davvero. E poi all'inizio del secondo tempo è arrivato il secondo, ma io rimango con quello che stiamo facendo, no? Il lavoro che facciamo negli allenamenti, poi si è visto l'intensità, fisicamente stiamo bene, dobbiamo provare a cercare delle soluzioni per trovare quelle situazioni che ci mettono a posto per far gol, e ci lavoreremo, no? Lo stiamo facendo e io ho fiducia nella squadra e oggi si è visto un bel Forte. Peccato che non si è vinto, perché quello era minimamente togliere qualche punto per fare qualcosa di più rispetto al primo girone già, ma non siamo riusciti. Bene, io ti ringrazio David, anche perché quando succedono queste cose ci metti sempre la faccia e non è da poco. Sì, Grazie io penso mille. che deve essere così, no? Non ci dobbiamo nascondere, siamo questi, ci stiamo provando e ci proveremo ancora. Grazie mille. Grazie.